santa, perché ci mette accanto al Signore che va verso la morte, ma che poi alla fine c'è la grande festa della resurrezione, della Pasqua. E qui incontriamo il messaggio cristiano. La morte non è per la morte, ma è per la vita. E quindi domenica prossima ci incontreremo ancora per far suonare a festa le nostre campane e sentire questo segno di speranza nel nostro cuore, guardare alla vita con questa visione, la visione della Santa Pasqua. Osanna al figlio di Davide, osanna al Redentore, apritevi o porte eterne, avanzi il Re della gloria, adori il cielo e terra, l'eterno suo potere. Osanna al figlio di David, osanna al Redentor. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi e con il tuo Spirito. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi tuoi fedeli che accompagniamo esultanti il Cristo nostro Re Signore di giungere con lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su questi rami di ulivo e rimanga per sempre. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su questi rami di ulivo e rimanga per sempre. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su questi rami di ulivo e rimanga per sempre. Amen. Amen.
Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù proseguì avanti agli altri salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il Monte degli Ulivi, inviò 2 discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un puledro legato, sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e portatelo qui. E se qualcuno vi chiederà perché lo sciogliete, direte così: il Signore ne ha bisogno. E gli inviati andarono e trovarono tutto come aveva detto. Mentre scioglievano il puledro, i proprietari dissero loro: perché sciogliete il puledro? Essi risposero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Via via che egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, esultando, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto e dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Invitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù Re e Signore, e avviamoci in pace. Prima la croce, ecco i chierichetti, dopo la loggia qui, la chiaroggiula, e dietro la chiaroggiula tutti i fedeli. E condiamo in processione pensando a Gesù che entra in Gerusalemme, e cantiamo anche noi come cantavano a Gesù la loro lode. Christus vinci, Christus regnat, Christus imperat. Francisco, reverendissimo nostro Padre, et omni populo ei commisso, pax vita et salus perpetua. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Tempora bona venia, pax Christi veniat, regnum Christi veniat. Christi frati mi pace, mi disseta placide acque, e il ristoro dell'anima mia.
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo incastro, quale pensa il mio calice colmo di pena.
per partecipare alla gloria della resurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria a tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando umile e simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il Signore, e gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Gloria e lode a Cristo Signore. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca. Quando venne l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse loro: Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, perché io vi dico non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio.
E ricevuto un calice, rese grazie e disse: prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non verrà il regno di Dio. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale gli viene tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E nacque tra loro anche una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse: I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così. Ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande? Chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia destra nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. E Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte. Gli rispose: Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per 3 volte abbia negato di conoscermi. Poi disse loro: Quando vi ho mandati senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa? Risposero: Nulla. Ed egli soggiunse: ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca. Chi non ha spada venda il mantello, ne compri una, perché io vi dico deve compiersi in me questa parola della scrittura. E fu annoverato tra gli empi. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento. Ed essi disse loro: Signore, ecco qui 2 spade. Ma egli disse: Basta. Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: Pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza, e disse loro: Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei 12, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù disse: Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote
e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: lasciate, basta così. E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del Tempio e anziani: Come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel Tempio e non avete mai messo le mani su di me, ma questa è l'ora vostra, è il potere delle tenebre. Dopo averlo catturato lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e guardandolo attentamente disse: Anche questi era con lui. Ma egli negò dicendo: Oh donna, non lo conosco. Poco dopo un altro lo vide e gli disse: Anche tu sei uno di loro. Ma Pietro rispose: Oh uomo, non lo sono. Passata circa un'ora, un altro insisteva: In verità, anche questi era con lui. Infatti è Galileo. Ma Pietro disse: Oh uomo, non so quello che dici. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori pianse amaramente. E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli dicevano: Fai il profeta. Chi è che ti ha colpito? E molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. Appena fu giorno si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al Sinedrio e gli dissero: Se tu sei il Cristo, dillo a noi. Rispose loro: Anche se ve lo dico non mi crederete. Se vi interrogo non mi risponderete. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio. Allora tutti dissero: Tu dunque sei il figlio di Dio? Ed egli disse loro: Voi stessi dite che io lo sono. E quelli dissero: Che bisogno abbiamo ancora di testimonianze? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca. Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare i tributi a Cesare e affermava di essere Cristo Re. Pilato allora lo interrogò: Sei tu il re dei Giudei? Ed egli rispose: Tu lo dici. Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: Non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna. Ma essi insistevano dicendo: Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea, fino a qui. Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo. E saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anche egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo infatti desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò, facendogli molte domande, ma egli non rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. Ma anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò da Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima infatti vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: Mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi.
Non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate, e neanche Erode, infatti, e l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà. Ma essi si misero a gridare tutti insieme: Togli di mezzo costui, rimettici in libertà, Barabba. Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò di nuovo perché voleva rimettere in libertà Gesù, ma essi urlavano: Crocifiggilo, crocifiggilo! Ed egli per la terza volta disse loro: Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce portata dietro da Gesù. Lo seguivano una gran moltitudine di popoli e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse, sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato, i seni che non hanno lattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco. Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano dicendo: Ha salvato gli altri, salvi se stesso. Se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli l'aceto e dicevano: Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: Costui è il re dei Giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: Non hai alcun timore di Dio. Tu che sei condannato alla stessa pena. Noi, giustamente perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: Veramente quest'uomo era giusto.
Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era ancora stato sepolto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo, come era prescritto. Parola del Signore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel cielo della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
mio il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia quest'unico mirabile sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Accettò la passione per noi peccatori e consegnandosi ad una ingiusta condanna portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua Santo,
Santo, sei tu Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciato. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai reso degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. E ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con Papa Francesco, il Vescovo Andrea Bruno e tutto l'ordine sacerdotale. E ricordati dei nostri cari defunti, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
la pace del Signore sia sempre con voi.
hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo. Fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza, per Cristo nostro Signore. Ecco, in fondo la chiesa, oltre all'Ulivo, l'avete già, ecco, lo teniamo laggiù perché anche durante la settimana santa, se c'è qualcuno che passa per la chiesa, ecco, lo può anche prenderlo per portarlo a casa. Nell'altro tavolo ci sono le boccette dell'acqua benedetta che potete prendere e portare nelle vostre famiglie. Su quella boccetta c'è anche la preghierina di benedizione e lo dico come dico ogni anno, il giorno di Pasqua sarebbe così bello se il capofamiglia, può essere anche la mamma, il capofamiglia, insomma si fa per dire, anche un figlio magari, no? Che prende in mano quella boccetta d'acqua, recita la preghiera prima del pranzo e dà la benedizione alla casa. Ecco, questa boccetta d'acqua benedetta serve soprattutto per questo, ma anche come segno di benedizione del Signore all'interno delle nostre famiglie. Poi sulla porta della chiesa ci sono le bambine qui che vi consegneranno gli orari di tutti i momenti di preghiera di tutte le nostre chiese del comune, vero? Ecco, che avranno luogo in questo tempo, in questa settimana. Vi raccomando soprattutto il triduo, sempre alle ore 20 la cena Domini, no? La cena del Signore, la messa del giovedì santo, ore 20. Venerdì santo facciamo che la funzione pomeridiana alle 3 del pomeriggio, il momento della morte del Signore, ma alla sera qui c'è anche la Via Crucis, sempre alle ore 20, e se il tempo ce lo permetterà andremo facendo la Via Crucis su fino a San Daniele. Se il tempo non lo permette, allora facciamo la Via Crucis qui in chiesa. Sabato Santo è la grande veglia pasquale, la benedizione del fuoco, dell'acqua, del cielo, ecco, e la messa della risurrezione del Signore, la messa più grande, dovrebbe essere la messa più grande dell'anno, più grande di quella del giorno di Pasqua, perché è la veglia pasquale in attesa della risurrezione del Signore. E pensate che la festa più grande dell'anno proprio è la Pasqua, più dell'età, perché la Pasqua ci parla di vita, ci parla di risurrezione e noi abbiamo bisogno di sentire questo, soprattutto in momenti che viviamo, momenti solo di morte, persone carissime che ci lasciano e ci fanno soffrire. Noi ci interroghiamo sulla nostra morte sempre. Abbiamo le immagini alla televisione, queste guerre, queste situazioni, abbiamo bisogno di sperare. Il Signore Gesù ci parla di vita, ci dice che una pietra viene tolta dal sepolcro, non chiude mai un sepolcro, perché questa pietra è stata buttata via dal Signore che risolve. E anche noi siamo chiamati per la vita eterna. Questo è il messaggio centrale della nostra fede cristiana, perché se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la vostra fede e voi sareste ancora nei vostri peccati. Questo ci scrive San Paolo. Ecco, allora mi raccomando, cerchiamo di vivere questo triduo. Poi sul foglietto ci sono anche gli orari delle confessioni. Mi ricordo che mi raccontavano che una volta prendevano il catenaccio del focolare, lo mettevano in mano ai bambini e lo tiravano per le strade, sui pedrals, e buttassero il chialin che si era incrodulita e via palando. La confessione vorrei dire così, non si tirati il chiadenaccio, ma Polinco tu non via la confessione torna a illustrare che il chiadenaccio che è la nostra coscienza. Allora qui ci sono anche gli orari in cui il sacerdote è disponibile per le confessioni. Non so se devo dire ancora qualcos'altro, tanto mi dimentico sempre qualcosa, ma comunque non importa, ecco. Allora cerchiamo di
raccogliere quei doni che il Signore ci darà in questa settimana che abbiamo davanti, che noi chiamiamo Santa, e chiudiamo questa solenne celebrazione con la benedizione. Ad ogni invocazione ripeteremo Amen. Dio Padre di misericordia, che nella passione del suo Figlio ci ha dato il modello dell'amore, vi faccia gustare l'ineffabile dono della sua benedizione nell'umile servizio a Dio e ai fratelli. Possiate ottenere da Cristo il dono della vita eterna per la vostra fede nella sua morte salvifica. Voi che seguite l'esempio di umiltà lasciato da Cristo, possiate avere parte alla sua risurrezione.